una vera cittadella sotterranea risalente alla Grande Guerra. Tra il gruppo delle Pale di San Martino e le vette feltrine, un luogo dove il tempo ha deciso di rallentare. Benvenuti nel Primiero! Si parte da Val Caora, nei pressi di Imer in Val Noana, e con il piacevole sottofondo del torrente omonimo si seguono le chiare indicazioni del segnavia 736 in direzione Rifugio Vederna. È un sentiero comunque boschivo che parte davvero subito molto ripido. Andiamo. In circa mezz'ora di cammino, 200 metri di dislivello positivo, racchiusi in circa 1 chilometro, si raggiunge la località di Cristo dei Noni. Ed è giunti in località San Paolo che sia il primo respiro del passato, dalla presenza di queste piccole baite, di questi masi, che sono praticamente dei fienili e sono il simbolo della tradizione locale e contadina. Quella che stiamo percorrendo, infatti, era l'unica via d'accesso che conduceva in tempi lontani all'Alpe di Vederna, e durante i mesi estivi, quindi nei mesi di giugno e luglio, qui praticamente nel Primiero avveniva una vera e propria migrazione di massa per la raccolta dell'oro verde, ossia il fieno. E non appena il bosco si fa da parte, ecco la prima strepitosa apertura panoramica su tutto il gruppo delle Pale di San Martino.
E oltre al gruppo delle Pale di San Martino si apre un'apertura panoramica anche sul gruppo delle Dolomiti Bellunesi, con Sas de Mura il protagonista. Quella che sto percorrendo racchiude comunque anche ricordi amari. Infatti questa era una vecchia mulattiera militare che conduce agli Stolli di Morosna, e come si può ben intuire dalle immagini vi è anche un fortino. Dopo l'avanzata del 1915 qui a Salton, dove vi è ora l'omonima cascata, l'esercito italiano, quindi i genieri del Regio Esercito, costruirono una sorta di sbarramento in modo tale da proteggere l'artiglieria posizionata proprio a Morosna. E nel frattempo ecco anche il sentiero innevato. Oppala. Raggiungiamo quindi il Piano Grande, ovvero l'Alpe di Vederna. Questo non è comunque un semplice pascolo, ma è una proprietà collettiva, quindi i proprietari non sono né i cittadini né tantomeno il comune di Ymer. Esiste un consorzio che fin dal 1742 ne gestisce la proprietà attraverso il maso chiuso. È qualcosa comunque di spettacolare, perché da qui è praticamente ai piedi delle vette feltrine, con il Monte Pavione che mi trovo davanti, protagonista indiscusso, e il gruppo delle Pale. Il fine principale di questo statuto sia di ben governare indistintamente il consorzio con un sistema inviolabile, di non veder più regnare il disordine e l'ingiustizia e di procurare che, con la intatta conservazione del medesimo e successiva amplificazione dei beni dello stesso, non abbiasi giammai a vedere alcuno di questi soci ridotto in estrema miseria e povertà. Buon appetito, signori! Dopo pranzo al sacco, in questo spettacolo storico naturale, che come regola numero 1 vige sempre il rispetto e il buonsenso, quindi quando si pranza accanto a queste bellissime baite è bene lasciare in ordine, rispettando quindi la proprietà altrui. Ci rimettiamo quindi in cammino verso il rifugio Vederna.
ed è nei pressi della chiesetta della Madonna della Neve, in quel tempo sembra essersi fermato, dove ogni maso ha una storia da raccontare e dove ogni pietra rappresenta la fatica di chi viveva quassù. Personalmente ritengo che si potesse vivere meglio anche quando si possedeva meno, in modo tale che si dava più valore alle cose, anche quelle più semplici. Quindi, dopo aver raggiunto il rifugio Vederna, che è comunque chiuso, riaprirà i battenti il 1° maggio, che è posizionato in una quota di 1343 metri nel versante settentrionale del Monte Pavione. Ora decidiamo di proseguire verso gli Stoli di Morosna, queste postazioni militari risalenti alla Grande Guerra, ammesso e concesso che le condizioni di cammino lo possono consentire. Infatti, trovandoci nel pieno della primavera e quindi nel pieno del disgelo, almeno fino ad ora abbiamo trovato qualche chiazza di neve che magari potrebbe rendere poco agevole il cammino, più un rallentamento, non per reali pericoli. Vemo alla mia destra il gruppo delle vette feltrine con il Monte Pavione, subito più indietro il Monte Grappa, dove ha fatto il sentiero delle Meatte, il Monte Coppolo, che appartiene sempre alle vette feltrine, il Monte Totoga e un po' più sulla destra anche la catena del Lago Rai. Silenzio, panorami, cosa di più? Giunti a questo bivio ci sarebbe l'interessante possibilità di salire fino alla Croce degli Alpini e quindi anche in cima al Monte Vederna. È un itinerario che vi consiglio, da dove si può godere di una panoramica molto interessante su tutta la Valle del Primiero e quindi sul gruppo delle Palle di San Martino. Poco prima di arrivare agli Stoli di Morosna si apre questa interessante apertura panoramica che presenta ai nostri occhi con tutta la sua eleganza il gruppo delle Pale, e si presenta praticamente nella sua versione quella più completa, quello che guarda la Conca Gordina e quindi la regione Veneto, a quello che guarda San Martino di Castrozza e il Primiero e quindi nella regione Trentino. Stupendo.
una vera cittadella sotterranea risalente alla Grande Guerra. Ed eccoci quindi agli Stolli di Morosna, postazioni militari d'artiglieria risalenti alla Grande Guerra, posti di vedetta su tutta la catena del Lago Rai, le Pale di San Martino e quindi il Primiero, e da dove io oggi scorgo un bellissimo panorama. Chi era impegnato qua sopra e combatteva era impegnato a difendersi dal nemico, che per quanto mi riguarda erano solo esseri umani, uomini come tutti noi. 30 giugno 1915. Si parte da Himera alle ore 11. Pesanti artiglierie che vengono forzate sul Monte Vederna, da dove dominano gran parte del Trentino. Sul Vederna fervono grandi e febbrili lavori di fortificazione ai quali sono impiegati dei reparti delle nostre truppe. In questo monte vi sono vasti prati che si vengono falciando e, come dappertutto, boschi di abete. Dopo la visita agli Stolli di Morosna, così chiamati popolarmente, che sono praticamente, come abbiamo visto, dei punti di avvistamento strategici durante la Grande Guerra. Infatti dobbiamo considerare che il Monte Vederna durante il primo conflitto bellico era praticamente una fortezza militare e il roccaforte di Morosna divenne quindi un avamposto strategico. Ritorniamo quindi sui nostri passi per ridiscendere nuovamente al nostro punto di partenza. Praticamente possiamo considerare questa un'escursione che va da punto a punto. Arriviamo quindi alle considerazioni finali. Questo è un trekking che si compone di 800 metri di dislivello positivo e 14 km di cammino. Il dislivello è praticamente interamente racchiuso nella fase di andata, poi per la fase di rientro è praticamente una continua discesa. Il tratto sicuramente più tecnico è quello che da Val Caora si congiunge alla località di San Paolo. Per quanto riguarda invece alcuni consigli, sicuramente l'Alpe di Vederna rende maggiormente quando ci saranno anche i primi alpeggi e non ci sarà più neve sul sentiero. Noi vi ringraziamo per averci accompagnato in questa escursione fra tradizioni locali e sentieri della Grande Guerra, e se come sempre questo video vi è piaciuto, noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!